Urgente. Un'altra assenza imprevista per Spalletti, ma prima dei dettagli, se volete continuare a ricevere notizie dal nostro Napoli, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Napoli, non solo Osimhen, infortunio per un altro titolare, salta il Milan, ufficiali i convocati di Spalletti per la gara contro i rossoneri. Nell'elenco non figura il bomber nigeriano, ma spunta un'altra assenza pesante. Altra assenza a sorpresa per il Napoli. Nell'elenco dei convocati, oltre a Osimhen, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League, non figura neppure Matias Olivera. L'ex terzino del Getafe non sarà della gara per un episodio di lombalgia. Il terzino era in ballottaggio con Mario Rui per una maglia da titolare a sinistra, ma non sarà della partita. Assente anche Berezinski, mentre tornano a disposizione di Spalletti sia Demme che Raspadori. Napoli, situazione infortunati e chi recupera per il Milan, doppia assenza pesante, dunque, per l'allenatore azzurro. Alle porte del triplo confronto coi rossoneri allenati da Pioli. Spalletti ne perde 3, 2 titolari. Olivera spesso in campo al posto di Mario Rui, ma l'allenatore del Napoli ritrova sia Demme a centrocampo che Raspadori in attacco. L'ex Sassuolo aveva saltato le ultime 7 partite. Una risorsa preziosa ora che Osimhen dovrà saltare le prossime 2 di campionato con Milan e Lecce. Lascia il tuo pronostico per Napoli-Milan e iscriviti anche al canale per non perderti nessuna notizia dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!